Ci stiamo occupando del tratto sotto Punta Penia che potenzialmente potrebbe presentare gli stessi rischi del blocco che si è staccato qualche anno fa. 3 anni dopo la tragedia della Marmolada costata la vita a 11 persone, georadar e droni tornano per indagare il ghiacciaio nel tratto di Punta Penia, proprio sotto a Punta Fiacconi, dove è avvenuto il distacco del Seracco. I ricercatori del gruppo di lavoro glaciologico dell'Università di Padova e di Parma stanno utilizzando le stesse tecnologie che hanno spiegato il crollo del 3 luglio 2022 su un nuovo obiettivo. Le condizioni sono simili a quelle che avevano determinato il crollo del blocco di ghiaccio. Naturalmente, per verificare se effettivamente siamo in condizioni di rischio è necessario acquisire una serie di informazioni sull'interno del ghiacciaio. È per questo che in questa occasione abbiamo utilizzato anche dei georadar e dei georadar montati su drone, cioè dei dispositivi che consentono di esplorare l'interno del ghiacciaio, valutare lo spessore del ghiaccio e le caratteristiche interne, compresa la eventuale quantità d'acqua presente nei crepacci. L'obiettivo di questa nuova indagine è stabilire se questo punto del ghiacciaio della Marmolada presenti delle condizioni di instabilità e valutarne gli scenari di pericolosità. La Marmolada si sta ritirando ad una velocità forse perfino superiore a quelle che erano le nostre previsioni di qualche anno fa. È un termometro climatico molto sensibile, per cui registra istantaneamente quelli che sono gli incrementi di temperatura a livello globale e quindi anche a livello locale. Le stesse metodologie saranno estese all'Adamello, il più grande ghiacciaio delle Alpi italiane.